di inaugurazione di questo punto informativo, questo InfoPoint, risultato di un lavoro che è durato parecchio tempo di confronto tra le tre municipalità di Nova Gorizia, di Šempeter e di Gorizia, è finanziato nell'ambito del progetto Interreg Italia-Slovenia e Salute, che prevede la concretizzazione di tutta una serie di attività e che ci ha visto seduti attorno a dei tavoli per elaborare una serie di progetti e di iniziative che hanno avuto così corso durante questo periodo e anche questi anni di confronto tra i rappresentanti dei municipi. Do la parola al rappresentante del comune di Gorizia, l'assessore Silvana Romano, che rappresenta anche il sindaco che non ha potuto essere qui presente per impegni istituzionali. Grazie. Vabbè, ecco. Io porto saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco Tiberna e anche del vice sindaco Ceretta, perché in parte seguivano loro la progettualità del GECT. Io mi sono sempre interessata semplicemente della progettualità sulla salute e questo credo sia un fiore all'occhiello. Però devo ringraziare l'ex presidente del GECT, il dottor Golob, e l'odierno presidente del GECT, Arcion, perché il dottor Arcion assieme a Ettore Romoli sono stati i promotori di tutte queste progettualità del GECT e di questo vi ringrazio veramente, perché siete partiti con entusiasmo, pur nelle difficoltà delle lungaggini siete riusciti a portare a casa e avete portato a casa molto, però questo è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Abbiamo già ulteriori progettualità che cercheremo di portare avanti nei prossimi anni. Comunque grazie a tutti voi. Qui vedo Lutte di Nova Gorizia, vedo anche Lutte di Gorizia da qualche parte che l'ho vista là dietro, tantissime altre persone. Io vi ringrazio tutti quanti, però passerei la parola immediatamente al Presidente. Subito. Subito, io sono sempre molto... Dobar dan, buongiorno. Iskrena hvala gospe Romano za te lepe in prijetne uvodne besede. Grazie, benvenuti. Vorrei ringraziare la dottoressa Romano per queste piacevoli parole. Moram reči, da sem tudi sam zelo zadovoljen in srečen, da končno začnemo realizirati projekte, ki smo jih zasnovali približno 10 let nazaj. Je dolga doba za nami, ni bilo tako enostavno, vsekakor pa lahko danes rečem, ko tu odpiramo že tretji projekt EZTS-ja, da se je ta pot več kot splačala. Anch'io sono molto lieto e anche felice nel vedere che stiamo realizzando delle cose che si vedono dei frutti concreti di un progetto che ebbe inizio già oltre 10 anni fa e dunque finalmente stiamo aprendo un'altra cosa. Non era semplice, non era facile, ci doveva esigere un bel po' di tempo, ma comunque è già il terzo progetto concreto che stiamo inaugurando in quest'anno nell'ambito di tutti i progetti del GECT. No, vzpostavitev te infotočke je prvi projekt izmed treh, bom rekel, povezovalnih poti med Novo Gorico, Gorico in Šempetrom. L'apertura del punto informazioni oggi qua è praticamente una delle tre tappe che ci saranno di collegamento fra i tre comuni, dunque Gorizia, Šempeter Vrtojba e Nova Gorica. No in definitivno je čar tega prostora je raznolikost, raznoličnost in to je naša konkurenčna prednost, da nas prav ta raznolikost toliko zna povezati v projektih, ki smo jih zaznali skupaj. E il fascino dei nostri territori consiste proprio nella diversità. Questa diversità è praticamente il nostro vantaggio concorrenziale, quella diversità anche dagli altri che ci rende unici e ci arricchisce ovviamente. Voleva dire divertimento. In moram reči, da prav na tem nivoju nevladnih organizacij, ki so dejansko najbolj dragoceni del vsake skupnosti, je to dodana vrednost k temu projektu. Ovviamente il contributo delle ONG, che sono l'elemento più prezioso di ogni progetto, è quel valore aggiunto di questo progetto.
in se dejansko že na nivoju nevladnih organizacij od začetka tega projekta pa vse do danes odpirajo nove poti povezovanja in sodelovanja, izmenjava izkušenj, izmenjava različnih pogledov, ne nazadnje tudi druženja. E proprio a livello delle ONG dall'inizio del progetto si svolge questo scambio, questo incontrarsi, questo mettersi in rete e condividere nuovi approcci e dunque nuove esperienze. Tako da jaz se res zahvaljujem vsem nevladnim organizacijam, ki sodelujete na obeh straneh, da se znate in tudi zmorete povezati, da bojo dejansko informacije, ta pretok informacij na tem nivoju še toliko boljši in še toliko lepši in nas to povezovanje nedvomno samo bogati. E per questo vorrei congratularmi con tutte le ONG per il lavoro che state facendo, per cercare i contatti e lavorare su entrambi i lati del confine, perché ciò è veramente un arricchimento, ciò che ci porterà avanti e soprattutto a garantire una migliore vita alla nostra cittadinanza. In na koncu pa še ena iskrena hvala vsem puncam iz SZTS-ja, ki so trdo delale na tem projektu in z velikim zadovoljstvom tudi pred par dnevi, ko smo imeli skupščino, predstavljali vse, kar je bilo narejenega do sedaj in vse, kar bo narejenega v prihodnje, tako da je prihodnost tega prostora, tega čezmejnega prostora nedvomno več kot je svetla prihodnost, ako nam rekel. In conclusione, lasciatemi anche ringraziare in modo particolare soprattutto le ragazze del GEC che si sono impegnate tantissimo, hanno lavorato tantissimo per tutti i progetti. Anche qualche giorno fa, quando in sede dell'assemblea del GEC hanno presentato tutto ciò che è stato fatto finora e tutto ciò che si farà ancora nei mesi prossimi, e devo dire che proprio vedere questi risultati ci dà una garanzia di un futuro veramente brillante o splendente. Diciamo. In na koncu še iskrena zahvala tudi vsem trem občinam, vodstvom občin, da nam zaupa, da lahko skupaj z nevladnimi organizacijami peljemo tovrstne projekte naprej. E ovviamente un ringraziamento anche ai 3 comuni fondatori, alle amministrazioni comunali e ai sindaci ovviamente per la fiducia che riversano in noi, perché in base a questa fiducia saremo capaci anche di sviluppare progetti in futuro e portare avanti questa cooperazione. Tako da hvala lepa, lep dan in uspešno delo vsem tistim, ki boste naprej delali na tem projektu. Dunque grazie, una piacevole giornata a tutti e soprattutto tanto successo a tutti coloro che lavoreranno in questo progetto. Grazie. La parola al vice sindaco del Comune di Nova Gorica. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani vsi, ki ste se danes zbrali ob otvoritvi te infotočke, buongiorno a tutti. V imenu mestne občine Nova Gorica se seveda veselimo odprtja te infotočke, predvsem zaradi tega, ker s tem kažemo ne samo posluh in povezovanje na področju kulture in gospodarstva, ampak tudi, da nam je skrb za ranljive skupine, za tiste, ki so pomoči potrebne in teh je vedno več v tem prostoru, se kaže tudi na področju sociale in zdravstva. Veliko je ljudi, ki se obrača tako na naši strani meje kot v Gorici, se pravi v Novi in v Stari Gorici, in sprašujejo, kako bi lahko dobili pomoč. Sedaj bojo imeli možnost v prvi točki, v tej vaši infotočki v Gorici. Naslednja bo, da se ne bom ponavljala z predsednikom, ker je tako bogato povedal in izčrpno že vse o tem projektu, zato ne bi želela ponavljati tistih pomembnih istočnic, ki so v tem projektu glavne, ampak bi rada poudarila to, da v Novi Gorici bomo seveda nadaljevali z naslednjim odprtjem infotočke in to bo v skupnostnem centru. Ta skupnostni center je pa dejansko ena izmed enkratnih pridobitev v tem čezmejnem prostoru, predvsem zaradi tega, ker se v tem skupnostnem centru bodo povezali infotočka z ostalimi področji na področju duševnega zdravja. Tukaj bo tudi delovala naprej pro bono ambulanta, kjer že deluje in dejansko se bodo potem imeli možnost tja obrniti vsi, ki bodo potrebovali to vrstne storitve.
Se opravičujem. Pozabi. Lahko greš noro. Morate vedeti, da mogoče Matej Arčon ima več izkušenj in on ne pozabi na te stvari, jaz pa pozabim. Tudi Peter ne pozabi. A nome ovviamente del Comune di Nova Gorica devo esprimere anche la nostra soddisfazione, siamo lieti di vedere che la cooperazione transfrontaliera non funziona solo a livello nell'ambito culturale o ambito economico, ma veramente anche nell'ambito sociale e sanitario. Dunque stiamo ponendo attenzione ai gruppi svantaggiati, a chi ha bisogno di aiuto, e negli ultimi tempi abbiamo l'impressione che ci sono sempre più persone in bisogno di assistenza. Tantissime sono infatti le persone che si rivolgono ai servizi vari anche nel nostro comune in cerca di aiuto, e oggi con l'apertura di questo InfoPoint avranno uno sportello al quale rivolgersi quando hanno bisogno di qualsiasi tipo di assistenza. Non ripeterò tutto ciò che ha detto il Presidente, perché praticamente ha detto tutte le cose importanti e non vorrei di nuovo ribadire le cose. Vorrei solo sottolineare il fatto che sarà il Comune di Nova Gorica ad aprire il prossimo punto info a Nova Gorica presso il nostro centro comunitario, che è una realizzazione abbastanza interessante, unica in questa zona, perché oltre all'InfoPoint ci sarà e continuerà ad operare l'ambulatorio gratuito che abbiamo già da un po', e in cooperazione con altre strutture sempre nel progetto dell'ambito della salute mentale e altri progetti. E dunque questo lo renderà abbastanza unico. Na koncu bi se rada zahvalila tudi v imenu mestne občine Nova Gorica vsem, ki sodelujete aktivno v tem projektu, in seveda celotnemu združenju EZTS-ja. Predvsem pa si želimo, da ne bi obstalo to samo pri odprtju teh infotočk in ambulante, katere smo tudi pred časom otvorili, in še vse, kar nas znotraj projekta čaka, ampak da bi to bilo izhodišče za delovanje tudi naprej, da bi ta skupnost nekako tudi prerasla projekte, meje projekta, in da bi se vzpostavilo čezmejno sodelovanje tudi po končanju projekta. Hvala lepa. Infine fatemi dire ancora un'altra cosa, che ovviamente il Comune di Nova Gorica vorrebbe ringraziare di cuore veramente tutti quelli che sono attivamente coinvolti e partecipano alla realizzazione di questo progetto, e ovviamente anche tutti coloro che al GEC proprio si stanno impegnando per questo. Noi vorremmo veramente vedere che questo non si fermasse soltanto alle inaugurazioni, dunque speriamo vivamente che tutte le attività progettuali possano continuare anche una volta concluso il periodo progettuale, dunque che siano soprattutto un trampolino di lancio per altre attività che magari riescano anche ad allargarsi e funzionare per offrire servizi anche nel futuro a un lungo termine. Grazie. Ecco, adesso passo io la parola alla dottoressa Clementi. Mi ero dimenticata di ringraziare l'architetto Pieri e tutto lo staff sia del comune che per quanto riguarda il GECT rispetto ai lavori che sono stati svolti. Adesso per quanto riguarda questo punto unico passo la parola alla dottoressa Clementi, che spiegherà cosa stiamo facendo in questa struttura, cosa faremo e come intendiamo andare avanti. Queste concretizzazioni in qualche modo di ristrutturazioni, di orientamenti di parti delle nostre strutture, che poi vedranno coinvolto il Comune di Nova Gorica così come Schempeter, sono quasi un punto di arrivo di un'attività che è durata qualche anno di confronto, diciamo, tra le tre municipalità, tra i servizi anche tecnici dei tre municipi, e di costituzione anche di gruppi tematici che hanno interessato sostanzialmente i settori del sociale per noi più critici e che coincidono anche con delle parti dei cicli vitali delle famiglie. Penso a tutta l'area minori e giovani, e all'area degli adulti e al tema della povertà richiamata dal vice sindaco di Nova Gorica, che è un tema che coinvolge il nostro territorio in un'epoca sostanzialmente di crisi economica, e tutto il tema della non autosufficienza e disabilità adulta. Su questi tre temi ci siamo incontrati sia come funzionari sia come rappresentanti delle ONG e del no profit, di cui molti di voi, insomma, che siete presenti avete fatto parte,
E per confrontarci sulle modalità, su che cosa facciamo e su quali sono le nostre modalità di intervento, sia pubbliche che appunto di iniziativa privata, e quali possono essere gli assi su cui lavoreremo e su cui ci impegneremo, credo, sottoscrivendo e concretizzando sostanzialmente un atto di intesa tra i 3 municipi, per mantenere dei rapporti costanti e per realizzare delle attività congiunte. Il punto informativo sarà proprio questo, sarà il contenitore in cui poter raccogliere e aggiornare costantemente le iniziative in essere, cui i cittadini delle 3 municipalità possono accedere. E sembra questo un obiettivo di perseguimento di un diritto di cittadinanza di un territorio che ha dei confini formali, ma di fatto solo formali, perché la popolazione ha una contiguità di rapporti che sono naturali. So per certo che nonostante non abbiamo ancora concretizzato un atto formale, un protocollo formale, molti di voi già hanno attivato delle iniziative e degli scambi che si sono realizzati in questo periodo, dall'atto di costituzione sostanzialmente dei tavoli di confronto ad oggi. Ne daremo conto e io ringrazio per la disponibilità che in qualche modo tutti ci avete messo, mettendoci molto il cuore, credo, nel senso che tutti ci siamo sentiti parte del perseguimento di un obiettivo comune, che è quello di mantenere viva una rete di rapporti e anche una reciprocità di risposte sostanzialmente di fronte al bisogno, penso al tema della povertà, ma anche alle opportunità, penso alle iniziative di formazione permanente dell'università della terza età e penso a tutte le iniziative che sicuramente avranno corso in tutta l'area dei servizi educativi, che quindi potranno costituire veramente una opportunità anche di formazione delle giovani generazioni e delle famiglie in quest'area transfrontaliera. Io vi inviterei adesso. Posso solo dire una parola? Sì. Scusate, io volevo solo ringraziare l'architetto Laganà che ha eseguito il progetto e la Buridano SRL che ha realizzato l'opera, e ovviamente un ringraziamento a tutto l'ufficio tecnico del Comune di Gorizia. Grazie. Si metta qua.